Ed a proposito di profumi, adesso raccoglieremo il condimento per eccellenza. Stiamo parlando dell'origano siciliano. E lo raccoglieremo insieme a Salvatore. Sciuri di rose russi allo sbucciare. Origano appena raccolto. Questi origano per tanti alimenti, per la carne, anche volendo per il pesce, per il pane, come lo chiamiamo pane cuzzato, lo fare dire così. Che dire, il pane cunzato con l'olio d'oliva dei Nebrodi. Con l'olio d'oliva dei Nebrodi, un po' di pomodoro e qualche acciuga con qualche salsa salata se uno glielo vuole mettere Abbiamo dentro. il massimo del piacere. Già l'odore stesso si sente a distanza. Un profumo che non riusciamo a raccontare, ma già la gente immagina. Questo qua adesso a te ti rimarrà addosso questo odore qua, cioè, fino a che non ti cambi. E sarà un piacevolissimo ricordo anche di una giornata indimenticabile. Quindi questo deve seccare. Dove va conservato? All'aria, appeso così sotto sopra. Viene appeso per qualche giorno? Questo ti durerà sempre, per tutto l'anno, 2 anni, sempre questo qua lo puoi usare. E viene raccolto soltanto in questo periodo? Sì, questo è il periodo giusto. Proprio il periodo quando ne ce n'è di più, diciamo. Che dire, invece parlando dei grani antichi che stiamo oggi mietendo, sono un'eccellenza veramente. Questa è un'eccellenza davvero, questo qua è una cosa incredibile. E chi lo fa più il grano? Qua abbiamo tutte cose importate che vengono dall'estero, le cose. Quindi per realtà come l'antico mulino a pietra di Longi che produce questo grano, tanto di cappello. Ci mancherebbe, a parte che è un grano particolare, aduminia, si chiama aduminia, vale a dire. È una cosa che non la fa più nessuno. Se tu qua una volta era tutto pieno di grano, tutto, non c'era un posto dove non si vedeva un animale perché era tutto pieno, tutto coltivato, tutto. E la giornata lascia con sé l'essenza più pura della semplicità e la riconoscenza verso la nostra terra.